Era da anni che trascorreva le vacanze nella Val di Garès, conosceva bene quei sentieri dove faceva lunghe passeggiate. Anche ieri pomeriggio un 79enne di Venezia, intorno alle 15:30, ha salutato la moglie e si è incamminato per vedere se c'erano funghi. Quando però l'anziano non ha più fatto rientro al campeggio nel quale stava trascorrendo le ferie, la moglie si è preoccupata e ha dato l'allarme. Gli uomini del soccorso alpino hanno raggiunto il posto insieme a 2 unità cinofile, di cui una molecolare, e hanno iniziato a perlustrare i sentieri attorno al campeggio fino a notte fonda, con il supporto anche dei carabinieri. All'alba di oggi altre forze si sono unite nella perlustrazione delle zone da funghi e sulla rete dei sentieri. Poi, alle 9, il tragico epilogo. Una squadra di soccorritori ha ritrovato il corpo senza vita dell'anziano in fondo ad un canale nel bosco. Da una prima ricostruzione, presa la direzione verso Casera Vecia, l'anziano sarebbe uscito dal sentiero, finendo sopra salti di roccia da dove sarebbe ruzzolato per quasi 200 metri.